Oggi il Consiglio regionale è presente qui in piazza San Marco alla festa delle lauree di Ca' Foscari per rappresentare la vicinanza istituzionale a una tappa importante per il mondo universitario e per gli studenti che attraverso questo passaggio si avvicinano alla realtà produttiva e professionale e contribuiscono alla crescita culturale, sociale e anche economica del nostro Veneto e del nostro Paese. Oggi non possiamo non avere un pensiero anche per il popolo francese che si trova ancora sotto scacco dagli attacchi terroristici. Il pensiero va a Valeria Solesin, ricercatrice, studentessa di Ca' Foscari, che ha lasciato un messaggio di apertura, di speranza, di impegno. Vorrei che questo fosse il messaggio che gli studenti oggi riportano dalla loro esperienza di laurea e che li spingono con fiducia verso il futuro.